76.500 è il numero previsto dal nostro ufficio studi, sono veramente tante, l'emergenza è grande. Abbiamo la corrente 5-6 volte più alta, abbiamo il gas che è arrivato fino a 10 volte, l'altro giorno si è ribassato, ma stiamo parlando di cifre, è come andare a far benzina domani mattina e trovarsi, invece di andare al distributore, fare la benzina a 2 euro, ci troviamo con la benzina a 20. Cosa succede? Il rischio di un'ecatombe è alle porte per le imprese e di riflesso per le famiglie. Per questo l'ente bilaterale dell'Artigianato Veneto ha avviato una campagna straordinaria articolata in 2 erogazioni rivolte a imprese e lavoratori, iniziativa presentata ai rappresentanti delle associazioni artigiane e sindacati. Non c'è più tempo perché le bollette vanno pagate subito e quindi bisogna intervenire immediatamente. Noi come ente bilaterale dell'Artigianato Veneto e tutte le parti sociali facciamo un'azione concreta, fino a €1.000.000 per le imprese e fino a €1.500.000 per i lavoratori. Quindi per rispondere alle esigenze di oggi. E speriamo che questo sia anche di supporto all'attività che devono fare le altre istituzioni, la Regione in primis e il Governo su questo campo. Come sempre il Veneto con le sue associazioni e il sindacato arriva sempre per primo per iniziative che vanno alle imprese e ai lavoratori, ma vanno anche al territorio. Il periodo di competenza è il 2022. Le domande potranno essere presentate da novembre al 31 gennaio 2023 presso gli sportelli EBAV. In entrambi i casi le erogazioni del contributo avverranno nell'anno nuovo.